Pensavo questo che mi ha fatto impressione in questi giorni. La nostra mamma celeste, se non fosse stata pronta al momento della passione di suo figlio, se non fosse stata in quel momento all'altezza, suo figlio non avrebbe potuto compiere la redenzione. Questa è una cosa grossissima. Non l'ho mai sentita né pensata, ma è vero, per forza, perché il peccato non fu commesso solo da Adamo, ma Adamo insieme ad Eva, e la redenzione doveva essere fatta insieme dal nuovo Adamo e dalla nuova Eva, da Gesù e da Maria. Gesù da solo non si sarebbe incarnato, senza di noi avrebbe potuto incarnarsi, ma senza Maria no. Senza di noi avrebbe potuto redimerci, senza Maria no. E quindi al momento della passione, se la Vergine Santa non fosse stata pronta per quell'ora tremenda, fosse scappata, fosse crollata, avesse detto: figlio mio, ma dove vai? Non farti uccidere. Non so, una di quelle reazioni che noi tante volte immaginiamo umane. Gesù non avrebbe potuto redimerci, sarebbe rimasto il tutto sospeso, che ne so, è un qualche cosa che fa venire la vertigine. Come Dio ha voluto che dipendesse anche da lei, da essere lei pronta. Sottolineo questo aspetto, non si improvvisa, essere pronti. Mi viene in mente anche una parola che disse Papa Giovanni Paolo II 6 mesi prima dell'attentato in piazza San Pietro, quando lui nel viaggio che fece in Germania a Fulda nel novembre dell'80, interrogato da alcuni giornalisti, uno gli fece la domanda: Santo Padre, come andranno le cose nel futuro? E lui rispose 6 mesi prima dell'attentato, disse testualmente: dobbiamo essere pronti a vicine grandi prove che potranno esigere da noi persino il sacrificio della nostra vita. Se non erano parole profetiche queste, dobbiamo essere preparati a vicine grandi prove che potranno esigere da noi anche il sacrificio della nostra vita. Le prove possono essere diminuite o allontanate dalla vostra e nostra preghiera, ma non possono più essere risparmiate, essere evitate. Come la Chiesa si è purificata altre volte nel proprio sangue, così non sarà diverso questa volta. E poi aggiunse altre parole che adesso rischio di confondere. Ecco, queste le parole, e credo che siano di grande attualità. Noi dobbiamo essere pronti, e per questo ci incontriamo, e il Signore ha detto: con la perseveranza salverete le vostre vite. La perseveranza, per grazia del Signore, questo gruppo con diverse persone ormai persevera da quasi 20 anni, da quando ho cominciato. Vedete, questi sono discorsi un pochino seri, impegnativi, che ci scuotono e che richiamano la nostra responsabilità a perseverare, come gli apostoli che perseveravano con Maria nel cenacolo. Ecco, noi adesso ci incontriamo ogni primo sabato, ma ci incontreremo adesso in questo ritiro che faremo lì nel nord Italia, un po' come in un cenacolo con Maria. Quando il pastore fu ferito, si dispersarono le pecore. Questo al momento della passione di Gesù era una profezia. Colpirò il pastore, si dispersarono le pecore. Si sono dispersi gli apostoli. Chi li ha radunati? Maria. Lei rimane sempre la garanzia che anche se tutti crollassero, la Chiesa non crollerà, perché la Chiesa si identifica innanzitutto con Maria. Questa è una cosa bellissima anche da considerare. Possono venir meno tutti,
Pietro è garantito, Pietro, il Papa, è garantito dalla parola del Signore. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Tu, una volta ravveduto, sapeva che sarebbe anche lui crollato, conferma i tuoi fratelli, conferma. Ecco, e quindi lui è garantito. Maria Santissima è la garanzia della Chiesa. Dove c'è lei, lì c'è la Chiesa. E quindi è lei che ha radunato i fuggiaschi, i dispersi. Possiamo dire i 4 gatti che sono rimasti lì nel momento della passione. Queste poche pie donne, se ci guardiamo attorno la proporzione è sempre un po' quella. Il discepolo Giovanni, perché ha trovato la forza in lei, la forza dell'amore, e poi sì, alla spicciolata sono arrivati altri, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, possiamo dire anche il centurione romano, possiamo dire, ecco, quei pochi 4 gatti che non contavano niente, meno di niente. Così è iniziata la Chiesa, così si troverà con le dovute proporzioni a distanza di 20 secoli la Chiesa nel momento della sua passione. E noi non sappiamo cosa ci attende, ma dobbiamo essere anche noi pronti per grandi prove, che i segni dei tempi ci dicono chiaramente che già sono cominciate. Non occorre essere profeti né avere la palla di cristallo, la sfera di cristallo, non occorre, basta avere un po' di buon senso. Uno si rende conto che siamo arrivati a un momento di una grande crisi spirituale innanzitutto, si vede dappertutto, e di conseguenza una crisi anche umana, una crisi di nazione contro nazione, perché c'è una grande guerra di spiriti, di regno contro regno. Il regno di Dio che arriva, il regno del peccato, dietro il quale si nasconde il principe del mondo, Satana, con il suo antivangelo, con il suo progetto di distruggere l'uomo per fare torto a Dio, non potendo colpire Dio, cerca di colpire le sue immagini viventi che è l'uomo. E noi stiamo vedendo questa guerra che sempre più incalza attorno a noi. Bene, come andranno le cose? Con il trionfo di Dio, ma un trionfo che, come ha voluto avere bisogno di Maria per trionfare, anche lei è stata indispensabile non solo per l'incarnazione, ma per la redenzione, e direi di più, e per la risurrezione. Ha voluto il Signore appoggiarsi sulla fede e la speranza e l'amore di Maria, di una creatura, per giustificare la sua opera, il suo intervento soprannaturale, divino. Ecco, così adesso il Signore guarda noi e dice: io voglio appoggiarmi non su voi che siete nulla, ma sulla vostra piena disponibilità. Su noi vuole appoggiarsi il Signore per il suo grande trionfo. Ha voluto appoggiarsi sulla più piccola delle creature che ha trovato, sulla nostra Luisa. Vorrei leggervi qualche passo dove Gesù appunto li parla di questo. E questo che adesso vi leggo è un passo del volume 16 del 10 novembre 1923, dove il Signore, dopo tanto che le ha parlato, torna a una delle lezioni più fondamentali di partenza, di base. Anche noi spesso dobbiamo tornare, dopo magari anni che leggiamo cose di Luisa, della Divina Volontà, ma conviene che torniamo sempre alla linea di partenza per non perdere la testa, come purtroppo alcuni fratelli nostri a loro succede. E dice così: stavo tutta abbandonandomi nelle braccia del mio dolce Gesù, e mentre pregavo vedevo la povera anima mia, piccola piccola, ma di una piccolezza estrema, e pensavo tra me: come sono piccina. Aveva ragione Gesù di dirmi che io ero la più piccola di tutti.
vorrei veramente sapere se fra tutti io sono la più piccola. Ecco, e noi che invece istintivamente vogliamo essere di più, abbiamo questo istinto, purtroppo, l'istinto che io chiamo l'istinto americano, il ponte più lungo, il grattacielo più alto, l'aereo più veloce, la nave più grande, il più. E Dio invece, che non può essere più grande di quello che è perché è infinito, ha scoperto che l'unica direzione verso la quale dare sfogo al suo amore è verso il meno. E quindi solo a Dio poteva venire in mente scoprire la grandezza della piccolezza. Solo Dio poteva apprezzare l'importanza, la grandezza della piccolezza per riempirla di sé. E quindi Lui ha cercato la creatura più piccola, quella che meno gli crea problemi, quella che più lo lascia fare. E se noi stiamo qui oggi, prima lettura, ricordiamoci San Paolo ai Corinzi. Non ci sono tra voi molti scienziati né persone di cultura, di importanza, molti premi Nobel tra voi, non ci sono sapienti, potenti, ricchi di questo mondo, non ci sono molti banchieri, non ci sono tra voi persone che contano, zero. E Lui, che è l'unico uno che esiste, ha il piacere di mettersi a capo di questa trafila, di questa fila di zero che siamo noi, e viene fuori la cifra. È così che ragiona il Signore. Come sono piccina, dice Luisa. Aveva ragione Gesù di dirmi che io ero la più piccola di tutti. Vorrei veramente sapere se fra tutti io sono la più piccola. Ora, mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi faceva vedere che prendeva nelle sue braccia questa piccina e se la stringeva forte al suo cuore, e quella si faceva fare ciò che Gesù voleva. E mi ha detto: certo, uno che è piccolo non ha posizioni da difendere, non ha niente da pretendere, non dice mai e perché. Quando si dice è perché è il segno che quella creatura è fuori dalla sua vera realtà di essere nulla. No, se il Signore ci vuole spiegare, Lui ci spiega le cose, ci spiega ogni perché è scritto in cielo, ce lo spiega volentieri al momento e quando serve, ma non perché noi protestiamo o vogliamo noi indagare e vogliamo noi vedere se a noi ci sta bene e vogliamo noi mettere condizioni a Dio. Ecco, allora il vero piccolo non sa fare niente e non si preoccupa di non saper fare niente, non si preoccupa, lo dice poi il Signore, se è ricco o povero. Sa soltanto di essere amato e a modo suo ricambia e si lascia amare. E dice: mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi faceva vedere che prendeva nelle sue braccia questa piccina e se la stringeva forte al suo cuore, e quella si faceva fare ciò che Gesù voleva. E mi ha detto: la mia cara piccolina, ti ho scelto piccina perché i piccoli si fanno fare ciò che si vuole, non camminano da soli, ma si fanno condurre, anzi hanno paura di mettere il piede da soli. Se ricevono doni sentendosi incapaci di custodirli, li depongono nel grembo della mamma. I piccoli sono spogliati di tutto, ne ci vadano se sono ricchi o poveri, non si danno pensiero di nulla. Oh, come bella l'età infantile, piena di grazia, di bellezza e di freschezza.
Perciò, quanto più grande è un'opera che voglio fare in un'anima, tanto più piccola la scelgo. Mi piace molto la freschezza e la bellezza infantili. Pensate, la quarta parte dell'umanità è formata da bambini, quasi per mettere davanti agli occhi degli altri tre quarti, ecco, la condizione numero uno che piace al Signore. Mi piace molto la freschezza e la bellezza infantili. Mi piace tanto che la conservo nella piccolezza del nulla, da dove è uscita. Nulla di proprio faccio entrare in essa per non farle perdere la sua piccolezza e così conservarle la freschezza e la bellezza divina, da dove è uscita. Onde io nel sentire ciò ho detto: Gesù, amor mio, mi sembra che sono tanto cattiva, che perciò sono così piccola. E tu dici che mi ami perché piccina, come può essere? E Gesù di nuovo: piccina mia, nei veri piccoli non può entrare la cattiveria. Sai tu quando incomincia a entrare il male, la crescenza, quando incomincia a entrare il proprio volere, come questo entra, incomincia a riempirsi e a vivere di se stessa. E il tutto, per maiuscolo, esce dalla piccolezza della creatura. E a lei sembra che la sua piccolezza si ingrandisce, ma grandezza da piangere, non vivendo del tutto Dio in lei, si scosta dal suo principio. Disonora la sua origine, perde la luce, la bellezza, la santità, la freschezza del suo creatore. Sembra che cresce innanzi a sé e forse innanzi agli uomini, ma innanzi a me o come decresce. Forse si farà anche grande, ma non sarà mai la mia piccina prediletta, per cui preso d'amore verso di lei, perché si conserva quale l'ho creata, la riempio di me e la faccio la più grande e nessuno potrà pareggiarla. Ecco la grandezza della nostra Luisa è essere la più povera, essere la più vuota, quella che non aveva niente di suo da mettere, da filtrare. È come dire, l'utilità di una finestra non è lo stile come è fatta, se ha le tendine, se ha le persiane, no. L'utilità della finestra è lasciar passare la luce. Meno ci mette del suo e più lascia passare il sole. Diventa allora più utile, nella misura che è più vuota. E così è questa finestra nella Chiesa che è Luisa. E poi, ecco, qui c'è l'immagine di Maria Bambina, come sempre la mettiamo ai piedi dell'altare ogni volta che ci incontriamo, se avete fatto caso, per ricordarci da dove si parte, sempre. E che lei, anche se è partita da lì, tra poco celebreremo la festa della Natività, e tuttavia è rimasta sempre spiritualmente davanti a Dio, così come la piccola neonata. Gesù a Luisa le dice che anche la sua mamma è la piccola neonata nella sua volontà. Questo è uno dei nomi soliti che Gesù dà pure a Luisa e le dice: non soltanto tu, anche la mia mamma è la piccola neonata. E c'è un passo del volume 18, se non ricordo male, nel quale Luisa vede il Padre Celeste seduto che su un ginocchio aveva una piccola neonata morta. Era la mamma celeste, dice: ma come, la mia mamma è morta lì? Ma che felice morte morire sulle ginocchia del Padre Celeste. E dice: bene, vieni tu a morire sull'altro ginocchio. E questo, sì, un po' mi viene in mente anche la preghiera di San Francesco d'Assisi,
e per tutto possedere nulla al mondo bisogna avere. Questo è molto bello. E per tutto possedere nulla al mondo bisogna avere. E questo, la condizione perché il tutto possa darsi alla creatura è che la trovi nel suo vero nulla, è vuota di sé. Se si vuole riempire di qualcosa, ecco che allora il tutto dice no, io non ammetto rivali, non ammetto concorrenti, o tu o io, ma non due dei, io il vero Dio e poi un altro che si vuole far Dio, no. Ecco. Poi il Signore continua dicendo, dopo che dice che la riempio di me, la faccio la più grande, nessuno potrà raggiungerla, dice: ciò feci con la mia celeste mamma. Tra tutte le generazioni lei è la più piccola, perché non entrò mai il suo volere in lei come agente, ma sempre il mio volere eterno. Cioè protagonista di tutto in Maria è stato sempre il volere stesso della Santissima Trinità, protagonista. Ecco perché Maria ama suo figlio e lo ha amato sempre, lo ha amato dall'eternità, non con un amore umano, ma con l'amore divino stesso. Il Padre ama il Figlio con l'amore divino, che si chiama Spirito Santo, che persino è una persona. Maria ha amato Gesù non con un semplice amore umano materno. Noi abbiamo più o meno tutti esperienza un po' del sapore che ha un amore umano, sia pure ai nostri genitori, o chi ha figli ai propri figli, o chi è sposato al proprio sposo o sposa, o amore di amicizia quando è vera. Ecco, noi più o meno abbiamo una certa esperienza del sapore che ha l'amore umano nelle sue varie sfaccettature, ma non abbiamo idea ancora di che sapore ha, di che cosa è capace, di che forza ha l'amore divino. Maria ha amato suo figlio solo con amore divino, lei che è creatura umana, per questo ha potuto concepirlo. Se non fosse stata animata da un volere divino e amando con un amore divino, non avrebbe mai potuto concepire il Figlio di Dio. Vedete che differenza abissale, insondabile c'è tra Maria e il resto delle creature. Ciò feci con la mia celeste mamma. Quindi allora qualunque cosa noi di cuore chiediamo al Signore in nome dell'amore che ha per sua madre, e qualunque cosa chiediamo a Maria in nome dell'amore che lei ha per suo figlio, stiamo facendo affidamento su un amore infinito divino. Cioè è qualcosa di irresistibile davanti a Dio, che noi ci appoggiamo esclusivamente sulla potenza, sulla grandezza del suo amore. Signore, per l'amore con cui tu ami la tua mamma, io ti chiedo questo, in nome dell'amore con cui tu la ami, Madre Santa, in nome dell'amore con cui tu ami tuo figlio, cioè e fare affidamento e valerci e appoggiarci su una cosa di irresistibile agli occhi di Dio, davanti a Dio. Tra tutte le generazioni, dice, lei è la più piccola, perché non entrò mai il suo volere in lei come agente, ma sempre il mio volere eterno. E questo non solo la conservò piccola, bella, fresca, quale da noi era uscita, ma la fece la più grande di tutti. Oh, com'era bella, piccola per se stessa, grande, superiore a tutti in virtù nostra. E solo per la sua piccolezza
che fu innalzata all'altezza di madre di colui che la formò. Sicché, come vedi, tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà, tutto il male è fare la sua. In questo consiste il bene e il male. Tutto il bene possibile e immaginabile sta tutto lì nel fare la volontà di Dio, nel fare come Dio vuole, nel fare addirittura fare propria la stessa volontà di Dio. Questo è il massimo. E tutto il male è il contrario, è il non fare la volontà di Dio, è sostituire la volontà di Dio con la propria volontà, come se uno fosse Dio. Ecco perché tanti esseri umani hanno perso la testa immaginandosi o comportandosi come se loro fossero Dio. Anche nel piccolo, non occorre pensare ai grandi tiranni, i grandi dominatori del mondo, ma anche ai piccoli. Anch'io sono buono a essere adorato un po' da questa creatura, adorami un po'. Ecco, quante volte una mamma fa un po' così con il proprio figlio. No, una mamma non deve farsi adorare dal figlio. Una persona non si deve pretendere di farsi adorare da un'altra, sia nel piccolo. Signore, non devono cercare me, devono cercare te. Signore, che chi mi cerchi ti trovi, non trovi me, trovino te soltanto. Quindi non devono amare me, devono amare te. Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria. Dice così anche la Scrittura. Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà la gloria. E anch'io, viceversa, al contrario, non intendo amare d'ora in poi nessuna creatura con un amore semplicemente umano, ma con il tuo, insieme a te. Quindi non amerò per me, per essere io ricambiato, ma perché tu sia ricambiato. Questo dobbiamo fare. È una grande purificazione del cuore che ancora dobbiamo scoprire e ancora dobbiamo fare. Signore, sostituire il mio amore umano con il tuo amore. Allora sì che amerò sul serio, allora sì che amerò senza pericolo, che nessuna creatura si attacchi a me e io mi attacchi a nessuna creatura. Ecco perché ogni attaccamento poi si traduce immancabilmente in dolore. Ogni attaccamento si traduce in dolore di doversi distaccare. Ecco perché Gesù ha detto nel Vangelo: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi la perderà per me la troverà. Ecco, i legami devono essere umano-divini, come è umano-divino il legame che unisce l'umanità e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E tutto l'amore di Maria, che è creatura, uno direbbe è amore umano, materno. Sì, è umano, ma è, come dicevamo prima nel Rosario, come sciolto nell'amore divino, come una zolla di zucchero si scioglie nel caffè, o come un po' di sale si scioglie nell'acqua per fare la pasta, l'acqua per la pasta. Ecco, non si trova più il sale, ma sta lì e si sente il sapore. Ecco, il nostro volere umano deve sciogliersi nel volere divino e diventare una sola cosa, come quelle gocce d'acqua nella messa che si mescolano nel calice del vino. E dice la preghiera del sacerdote in quel momento: l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con colui che ha voluto condividere la nostra condizione umana. Ecco, l'acqua unita al vino diventa una sola cosa. Lo zucchero sciolto nel caffè, il sale è sciolto nell'acqua. E così la nostra volontà unita alla divina, da non potersi più distinguere l'una dall'altra. Allora il nostro amore sarà non semplicemente umano, ma quello che Dio ha voluto che fosse, una sola cosa con l'amore divino. Altrimenti non si capirebbe il primo comandamento del Signore: amerai il Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e poi con quello che ti avanza ama il prossimo. Con quello che ti avanza uno tira fuori le foderine delle tasche vuote con ragnatele e dice: ti sei preso tutto, non mi rimane niente, come posso amare il prossimo? Bene, con lo stesso amore con cui ami me, non con un altro amore. Ama me nel prossimo, ama il prossimo in me per quello che ha di mio, per quello che... Ecco, allora sì. È così. Allora il Signore in questo modo ci vuole unire con Lui. Perciò per venire a redimere l'uomo, dice, scelsi la mia madre perché piccola e per mezzo suo come canale me ne servì per far scendere sull'uman genere tutti i beni e i frutti della redenzione. E dice, ora per fare che il mio volere fosse conosciuto, che aprissi il cielo per far scendere il mio volere sulla terra e vi regnasse come in cielo, dovevo scegliere un'altra piccola tra tutte le generazioni, essendo l'opera più grande che voglio fare, perché è lo scopo di tutte le altre opere, il suo regno nel cuore dell'uomo, il suo regno di trasformare l'uomo in Dio per grazia, non per natura, si intende. Il suo scopo di condividere con questa sua creatura tutto ciò che è suo, tutto quello che lui è. Questo è lo scopo della creazione. Questo è lo scopo della redenzione. Non è semplicemente aprire il cielo, ma fare che il cielo scenda nuovamente sulla terra e la terra e il cielo si uniscano, si uniscano come dicevamo prima, come il sale nell'acqua, come lo zucchero nel caffè, e questi esempi un po' così stupidi. Ma noi siamo lo zucchero o siamo il caffè noi? La volontà umana è lo zucchero o il caffè? È lo stesso, è per indicare... No, perché lo zucchero è dolce, il caffè è amaro. Sì, però intanto è lo zucchero che si scioglie nel caffè, non è il caffè che si scioglie nello zucchero. Zucchero, ok. Ecco, sì, come quello che gli piaceva tanto il caffè, che ha voluto prendere un caffè molto forte, 1 chilo di caffè in una goccia, ma che goccia? Beh, un po' così. Ecco, bene. Allora, per fare che il mio volere fosse conosciuto, che aprissi il cielo per far scendere il mio volere sulla terra e vi regnasse come in cielo, dovevo scegliere un'altra piccola tra tutte le generazioni. Essendo l'opera più grande che voglio fare, il reintegramento dell'uomo nel suo principio donde uscì, aprirgli quel volere divino che lui respinse, aprirgli le braccia per riceverlo di nuovo nel grembo della mia volontà. Per fare questo, la mia infinita sapienza chiama dal nulla la più piccola. Solo del nulla Dio può fidarsi. Era giusto che fosse piccola. Se una piccola missi come a capo della redenzione, un'altra piccola dovevo mettere a capo della preghiera sua, del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Tra 2 piccole dovevo racchiudere lo scopo della creazione dell'uomo e dovevo realizzare i miei disegni su di lui. Per mezzo di una dovevo redimerlo, lavarlo col mio sangue dalle sue brutture, dargli il perdono. Per mezzo dell'altra dovevo farlo ritornare al suo principio, alla sua origine, alla nobiltà perduta, ai vincoli della mia volontà da lui spezzati, a metterlo di nuovo al sorriso della mia eterna volontà, a baciarsi insieme la sua e la mia, e fare vita l'una nell'altra. Era solo questo lo scopo della creazione dell'uomo. E a ciò che io ho stabilito nessuno potrà opporsi. Passeranno secoli e secoli, come nella redenzione, così anche in questo, ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia, quale fu da me creato. Questo non significa che il compimento del regno
dovremmo aspettare secoli e secoli. No, quello è un'altra cosa, non confondiamo. Il regno già deve cominciare a compiersi in noi, fin dove il Signore ci concederà, come lo ha compiuto in Luisa, come lo ha compiuto in Maria. E dopo che lo ha compiuto in Maria, ecco la redenzione ha fatto che passassero per adesso soltanto 20 secoli, più quelli che verranno, per continuare a trasmettere la redenzione. Così, per continuare a trasmettere il regno, passeranno secoli e secoli. Come nella redenzione, così anche in questo, ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia, quale fu da me creato. Ma per fare ciò devo prima eleggere chi deve essere la prima che faccia vita nel mio eterno volere, vincolare con lei tutti i rapporti della creazione, vivere con essa senza nessuna rottura di volontà. Anzi, la sua e la nostra una sola, sempre stiamo lì, e questo è il discorso del Signore. Perciò la necessità che sia la più piccola che noi mettiamo fuori nella creazione, affinché vedendosi così piccina fuga dal suo volere, anzi lo leghi tanto stretto al nostro per non farlo mai, e sebbene piccola viva insieme con noi, con l'alito di quel fiato con cui creiamo l'uomo, di quell'alito con cui Dio soffiò l'uomo per indicare che gli trasmetteva, che infondeva in lui il suo stesso divino spirito, che è il Signore dà la vita, il respiro di amore, di vita tra il Padre e il Figlio. Il nostro volere la conserva fresca, bella, e lei forma il nostro sorriso, il nostro trastullo. Ne facciamo ciò che vogliamo. Oh, come lei è felice, e godendo della sua piccolezza e della sua felice sorte, piangerà per i suoi fratelli, non più per sé. Ecco, chi piange ancora per se stesso vuol dire che ancora non è arrivato dove il Signore voleva. Nella sua volontà non ci importa più niente di noi stessi, ci importa della sorte dei nostri fratelli, quello sì, ma di noi stessi né materialmente né spiritualmente ci importa più niente. E se uno soffre, è vero che uno soffre, non soffre più per sé, soffre per la sofferenza che vede negli altri, che condivide, che fa propria, per la sofferenza che vede in Gesù e in Maria, che è solo frutto di amore, non per altro. Oh, come lei è felice, e godendo della sua piccolezza e della sua sorte felice piangerà per i suoi fratelli. Di null'altro si occuperà che di rifarci per tutti e per ciascuno di tutti i torti che ci fanno col sottrarsi dalla nostra volontà. Le lacrime di chi vive nel nostro volere saranno potenti, molto più che lei non vuole se non ciò che noi vogliamo, e per mezzo suo apriremo insieme al primo canale della redenzione, il secondo del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Dopo che il Signore ha fatto tutta questa spiegazione, Luisa viene fuori con, insomma, è la prova del 9, è la prova che era lei. Oh Dio, nel sentire ciò ho detto, amor mio e tutto mio, dimmi, chi sarà questa piccina fortunata? O come vorrei conoscerla? Se questo non è da ridere, no. Chi sarà questa piccina fortunata? O come vorrei conoscerla? Ecco. O ci fa o c'è, noi diremmo, no? Sì, no, ma qui è chiaramente, perché anche la scelta delle parole, Maria che ha detto all'angelo non conosco uomo, non conosco me stessa, era chiaro dall'inizio, ma ha conosciuto se stessa. E lui subito, come, non hai capito chi è? Sei tu la mia piccolina, te l'ho detto tante volte che sei la piccina e perciò ti amo. Ma mentre ciò diceva, mi sono sentita come trasportare fuori di me stessa in una luce purissima, in cui si vedevano tutte le generazioni divise come in due ali. Questo fa pensare anche il termine, la scelta delle parole.
le famose le due ali della grande aquila che furono dati alla donna perché fuggisse nel deserto lontano dalla vista del serpente, del dragone. Ecco, avete notato dell'Apocalisse, furono dati alla donna e la Chiesa. Le due ali della grande aquila, l'aquila che rappresenta chi sta al di sopra di tutto, rappresenta l'amore, rappresenta Cristo. Le due ali della grande aquila. E qui dice, in cui si vedevano, in quella luce purissima, in cui si vedevano tutte le generazioni divise come in due ali, una a destra e l'altra a sinistra del trono di Dio. A capo di un'ala stava l'augusta Regina Mamma, da cui scendevano tutti i beni della redenzione. Oh, com'era bella la sua piccolezza meravigliosa, prodigiosa. Piccola e potente, piccola e grande, piccola e regina, piccola e dalla sua piccolezza pendere tutti, disporre di tutto, imperare su tutti e solo perché piccina ravvolgere il Verbo nella sua piccolezza e farlo scendere dal cielo in terra per farlo morire per amore degli uomini. La piccolezza come sinonimo di umiltà. E la piccolezza come sinonimo di umiltà. No, è molto di più. Lo dice altrove Gesù, come sinonimo del proprio nulla, non l'umiltà che qualcosa dice, ma del proprio nulla. Ecco perché lui dice anche l'unico che può vantarsi di essere umile è lui. Perché per gli altri dire che sono umili è semplicemente riconoscere la verità delle cose, ma non è umiltà, perché è umile chi essendo ricco si abbassa, si umilia, ma chi è già povero, dire che è povero, niente di particolare, quello non è umiltà, è sincerità, è oggettività. Ecco, conoscenza di se stessi semplicemente. Quindi all'altra ala si vedeva a capo un'altra piccola, lo dico tremante e per ubbidire, povera Luisa, come avrà dovuto forzare la sua mano per scrivere queste cose, lo sforzo che avrà dovuto fare affidandosi a Dio e per pura ubbidienza. All'altra ala si vedeva a capo un'altra piccola, lo dico tremante e per ubbidire. Era colei che Gesù aveva chiamato la sua piccola figlia del divin volere. E il mio dolce Gesù, mettendosi in mezzo a queste due ali, tra le due piccole che stavano a capo, ha preso con una sua mano la mia e con l'altra quella della Regina Madre e ha unito insieme l'una e l'altra, dicendo: mie piccole figlie, datevi la mano innanzi al nostro trono. Abbracciate tra le vostre piccole braccia l'eterna divina maestà. A voi solo è dato, perché piccole, di abbracciare l'Eterno, l'infinito, ed entrarci dentro. E se la prima strappò all'amore dell'Eterno la redenzione, così la seconda, dando la mano alla prima, venga da lei aiutata a strappare dall'Eterno amore il fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Ora chi può dire quello che è successo? Io non ho parole per sapermi esprimere, solo so dire che sono rimasta più umiliata e confusa e quasi come una bimba capricciosa. Volevo il mio Gesù per dirgli i miei timori, i miei dubbi, e pregavo che allontanasse da me tutte queste cose che al solo pensarle temevo che fossero una fine superbia, e mi desse la grazia di amarlo davvero e di compierla in tutto il suo santissimo volere. Ecco, da queste parole si capisce che lei ha dovuto esercitare una fede eroica per ammettere queste cose. Da qui si intuisce che grandezza la fede di lei per piegarsi e quindi accettare senza scappare, senza ragionare, senza discutere
onde il mio sempre amabile Gesù, ritornando, di nuovo si faceva vedere dentro di me e la mia persona serviva come a coprirlo dentro di me. E senza farmi parlare mi ha detto: povera piccina mia, di che temi? La Vergine Santa nell'Annunciazione si turbò, dice il Vangelo, ma noi non abbiamo idea di che cosa significa quella parola che il Vangelo dice così. Io la tradurrei provando a immaginare, ma senza con questo sapere che esaurisco il concetto, no? Il concetto mi rimane molto più grande della mia capacità, ma io la tradurrei come dicendo: sentì tutta la vertigine. Sentendo le parole dell'angelo, la Vergine si trovò, io tradurrei: sentì tutta la vertigine infinita di sentirsi lei nulla davanti all'infinito, a Dio che gli chiede per favore di essere il suo punto di appoggio per realizzare il suo disegno. Non abbiamo idea di che cosa sia questo, altro che tremare le gambe qui. Sì, perché il verbo turbare in italiano è qualcosa che spaventa, e invece il fatto della vertigine è diverso. È rendersi conto di che cosa il Padre vuole fare, e quindi c'è e intuire la mancanza totale di proporzione tra il tutto e il nulla, e la responsabilità di questo nulla che potrebbe guastare un disegno infinitamente importante, bellissimo, lo potrebbe impedire solamente a intuire questo, altro che tremare le gambe, dico. Quindi Luisa sente qualcosa del genere quando si esprime così. Mi sentivo umiliata e confusa, e quasi come una bimba capricciosa volevo il mio Gesù per dirgli i miei timori, i miei dubbi, e pregavo che allontanasse da me queste cose che al solo pensarle temevo che fossero una fine superbia, e mi desse la grazia di amarlo davvero. Questo davvero è come a dire cose concrete che io possa in qualche modo percepire, perché altrimenti mi pare che tutto è pura teoria. Questo è amarlo davvero, come se l'altro non fosse vero, vuol dire più concreto per me, nella mia portata di poter vedere che è concreto, che non è teorico, e di compiere il tutto il suo santissimo volere, onde il mio sempre amabile Gesù, ritornando, di nuovo si faceva vedere dentro di me, e la mia persona serviva come a coprirlo dentro di me. E senza farmi parlare mi ha detto: qualche volta il Signore arriva al punto di mettergli il dito così davanti alle labbra quando dire: zitta, non parlare tu, che non capisci. E parla lui. Arriva anche a questo gesto delle volte il Signore, di mettergli il dito davanti alla bocca per dire: zitta. Povera mia, povera piccina mia, di che temi? Coraggio, sono io che farò tutto nella mia figlia piccola. È chiaro? Sono io che farò tutto in te, di che ti preoccupi? Tu non farai altro che seguirmi fedelmente, non è vero? Tu hai ragione che sei troppo piccola e non puoi nulla, ma io farò tutto in te. Non vedi come io sto in te e tu non sei altro che l'ombra che mi copre? Sono io che valicherò in te gli eterni e interminabili confini del mio volere. Sono io che abbraccerò tutte le generazioni per portarli insieme con la tua ombra ai piedi dell'Eterno. Sono io che farò i giri, che fai tu? Tu stai a fare i giri, ti gira la testa.
Sono io che farò. Sono io che valicherò gli eterni e interminabili confini del mio volere. Sono io che abbraccerò tutte le generazioni per portarle insieme con la tua ombra, che tu non sei altro, ai piedi dell'Eterno, affinché le due volontà, l'umana e la divina, si bacino insieme, si sorridano e non più si guardino tra loro come estranee, divise e incagnescono, quasi come due cani che si guardano da lontano e quasi dicendo: tu vieni a prenderti il mio terreno, guai a te. Un po' così. E più non si guardino tra loro come estranee, divise e incagnescono, ma una si fonda nell'altra e formino una sola. Gli esempi di prima. È la potenza del tuo Gesù che ciò deve fare. Tu non devi fare altro che aderire. Lo so che tu sei nulla e poi nulla, perciò ti affliggi, ma è la potenza del mio braccio che vuole e che può operare, e mi piace operare cose grandi nei più piccoli. E a questo punto si poi continua con un'altra cosa molto bella e finisce dicendo: quindi non vuoi tu essere insieme con me per dare all'uomo l'opera che io completai con la mia venuta sulla terra? Perciò sii attenta e fedele, non temere. Ti terrò sempre piccola per poter maggiormente completare i miei disegni su di te. Conviene che lui cresca e io diminuisca, disse Giovanni Battista. Quindi vedete che alla fine qualsiasi cosa che uno trova negli scritti di Luisa ha una sua radice in qualche parola del Vangelo, della Sacra Scrittura. Non c'è cosa detta a Luisa che uno dica: ma questo su che cosa si appoggia? C'è una parola da qualche parte nella Sacra Scrittura che è la base sulla quale il Signore appoggia quello che dopo dice a Luisa. Questa è un'altra cosa che è fondamentale capire. Ecco perché serve moltissimo andare a cercare quale parola della Sacra Scrittura, quale affermazione di Gesù Cristo, direttamente o indirettamente per mezzo degli Apostoli o altro, è alla base di questo insegnamento che Lui sta dando, e collegare sempre